Il Trieste Airport ha approvato il bilancio d'esercizio 2023. L'anno scorso ha segnato una significativa crescita dei volumi di traffico e degli investimenti, oltre a un aumento dei risultati economici e finanziari. Un bilancio che racconta di un traffico che sfiora il milione di passeggeri, più 33,5% sul 2022, 24 milioni di euro come valore di produzione, con 3,2 milioni di euro di utile. Forte anche la spinta agli investimenti, 11,8 milioni per infrastrutture di volo, con l'esecuzione dei lavori di rifacimento di una parte dei piazzali di sosta degli aeromobili, la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e la completa trasformazione del parco mezzi aeroportuali, con l'acquisto di nuovi veicoli elettrici in sostituzione di quelli termici. Sono inoltre proseguite le manutenzioni dei fabbricati del complesso aeroportuale, di locali interni al terminal e dei vari impianti di sicurezza, climatizzazione, aeraulici e informatici al fine di migliorare l'efficacia e il comfort per l'utenza. In forte crescita il polo intermodale, con sempre più passeggeri che raggiungono il Trieste Airport in treno e in bus. Siamo molto contenti del funzionamento del polo intermodale, ha migliorato l'accessibilità dello scalo, oggi quasi il 40% della nostra utenza viene in aeroporto utilizzando il mezzo pubblico, più del 30% con il treno. Sostenibilità e innovazione, ulteriori parole d'ordine dell'operatività dell'aeroporto, ma spostandosi verso poi l'attrattività sono le destinazioni che aumentando fanno crescere la portata dello scalo regionale. È il caso dell'attivazione recente delle tratte verso Berlino, Budapest, Cracovia, Siviglia, Parigi, Brindisi e Olbia. Questo è un aeroporto che ha avuto un numero di collegamenti storicamente abbastanza bassi. Questa crescita è fondamentale per la connettività a questa regione e per lo sviluppo economico di questa regione. L'effetto dell'incoming turistico sulla regione è notevole, gli arrivi dei turisti da altri paesi, soprattutto paesi abbastanza lontani, con 4 giorni medi in cui stanno in Friuli Venezia Giulia, comporta tanti soldi e tanti benefici economici. La base Ryanair dà il boost allo sviluppo di crescita che continuerà, abbiamo un accordo quinquennale che continuerà, vediamo come, ma siamo convinti che questa crescita verrà mantenuta con questi tassi anche nei prossimi anni, ma noi vogliamo non solo avere Ryanair ma altri collegamenti, soprattutto sugli hub internazionali. Noi oggi ne abbiamo 2, vorremmo arrivare a 5-6 hub internazionali per connettere il Friuli Venezia Giulia anche non solo in Europa ma anche nel resto del mondo.